Il circuito della Corea si colloca tra i tracciati più tecnici della Formula 1. Abbiamo una lunghezza di 5.621 metri, 18 curve, 12 frenate molto impegnative per un tempo di frenata complessivo di oltre 12 secondi. Bene, un circuito particolarmente impegnativo perché di fatto abbiamo uno dei rettilinei più lunghi, circa 1200 metri, 320 km/h di punta con grande staccata in fondo, un taglio di velocità da oltre 210 km/h con 5G e 4 di decelerazione. Di fatto uno stress termico e meccanico per l'impianto frenante particolarmente elevato. La parte centrale del tracciato è di fatto caratterizzata da un lunghissimo tratto misto con curve impegnative a media e alta velocità in appoggio che di fatto richiedono carico aerodinamico ma soprattutto un elevato grip. Curve con cordoli bassi, quindi che permettono al pilota di poter tagliare per migliorare e allargare il nastro d'asfalto disponibile, quindi la scorrevolezza della monoposto. L'asfalto ha delle sconnessioni che potrebbero mettere in crisi l'assetto della monoposto, ma di fatto alle curve veloci si alternano anche curve particolarmente lente da seconda marcia dove di fatto con poco carico aerodinamico il pilota deve lavorare molto di gas per evitare fenomeni di pattinamento eccessivo. Anche questo tracciato è stato realizzato da Hermann Tilke, quindi privilegiate sicurezza e spettacolo durante l'evento Gran Premio. La larghezza del nato d'asfalto quindi è tra i 16 e i 22 metri, lo possiamo proprio vedere nel rettilineo di partenza che ci permette di chiudere il giro dove al di là della griglia di partenza avremo ancora due ampi spazi laterali del nato d'asfalto per lasciare sfogare le monoposto anche in condizioni di partenze particolarmente concitate.